Coach Buscaglia, innanzitutto benvenuto a Napoli. È una trattativa nata quasi, non dico per caso, però lei stava guardando la partita di Napoli con Varese, a fine partita le arriva una telefonata, e come l'ha convinta il presidente Grasso ad accettare? Tanto grazie, sono molto contento di essere qui, ho un entusiasmo in questa meravigliosa città enorme, ma la guardavo come guardi le partite, da addetto ai lavori, normalmente. Penso che se dopo la partita, dopo quello che è maturato, io ero... è stato un lampo di notturno, molto notturno. Sono venuto perché il giorno dopo era bello anche vedersi. Io devo ringraziare anche la società, perché ha capito perfettamente che il mio venire era per capire, per cercare di conoscerci, non voleva dire nulla per tutti e due. È stato positivo da quel punto di vista, però ci siamo trovati su tante cose. Abbiamo trovato feeling, abbiamo trovato convergenza, abbiamo trovato punti in comune, idea del bello che si può fare. Dall'altra parte c'è una contingenza molto precisa, cioè adesso bisogna lavorare per queste partite per cercare di raggiungere l'obiettivo, che è quello lì, per cui non il resto. Ed è stato molto positivo come incontro. Che roster trova Coach Buscaglia e da quali principi si riparte? Il roster lo trovo, mi hanno dato in questi 2 giorni grande disponibilità per cercare un po' di uscire dal momento negativo. Cerchiamo di usare il lavoro fatto di una squadra comunque allenata, che ha fatto inizialmente un ottimo percorso, che ha sistema, feeling, e cercare di trovare quei 3 punti fondamentali in difesa e in attacco, che possano permetterci, con qualche logica preparazione tattica alla partita, di portare a casa più partite possibili. Lei ha visto tutto il campionato, questa Napoli per i valori espressi rispecchia la classifica che sta avendo, dove si può cercare di migliorare quello step che nelle ultime 10 partite ha purtroppo portato a 9 sconfitte? È molto difficile come domanda per 2 motivi. Il primo motivo è che c'è stata una grande partenza e tante vittorie, e una seconda parte con tante sconfitte, in una squadra che ha cambiato l'asse play pivot 2 volte, ha avuto infortuni, ha avuto Covid, ne ha avute diverse, per cui non è molto semplice. Quindi in questo momento credo che banalmente, ma non tanto, il buy game, il riuscire a giocare veramente partita per partita sia un must. L'ultima, lei non era nuovissimo al suo subentro, l'ha fatto a Brescia e adesso a Napoli, e con l'Hapoel Holon in Israele non è finita nel modo giusto. Napoli cosa rappresenta per Coach Buscaglia? Una rivincita, una sfida, l'occasione per far vedere il Buscaglia, che comunque i valori che lo hanno portato a fare tante coppe europee con Trento e ad essere riconosciuto e riconoscibile in tutta Europa? No, guarda, no, nel senso che c'è voglia di fare, ma è legata a quello che dobbiamo fare con noi insieme come club, nel senso che l'esperienza a Brescia è stata importante, ho avuto l'opportunità di ringraziarli prima, ma perché non ero mai subentrato, e mi hanno dato la possibilità di portare quella nave in porto, e anche, voglio dire, in maniera soddisfacente. Il campionato di Olona è stato un campionato di vertice, è stato un campionato di vittorie, poi possono succedere le cose, perché il nostro è un mestiere un po' così, ma non c'è quelle cose lì, non c'è più il legame che sento così sulla pelle con quello che questo club vuole fare e che mi piace. L'aggettivo per definire la sua Napoli? Mi auguro consistente, mi auguro. Perfetto, in bocca al lupo.